ciao Putei, e nonno vi conta, in compagnia dell'orso. E a fiaba di un cuo si chiama il Messer Babau. E ora, che c'era una volta un uomo grande e grosso che non voleva mai venire fuori di casa dopo che era andato al sole per nessun motivo al mondo. Ah, proprio non ti capisco che diceva sua moglie. Possibile che te abbia paura del scuro? E l'uomo non rispondeva e si stringeva su sue spalle finché un giorno ella lo ha obbligato a dirgli come proprio che stava in robe perché non andava fuori. E tempo fa, quando che ero giovane, l'uomo aveva promesso l'anima a Messer Babau in cambio di terra e di bestiame, ed adesso era venuto il momento di pagare anche il suo conto. E appena che veniva su a notte, il Messer Babau cominciava a girare intorno alla casa e dentro non poteva entrare perché l'uomo che aveva messo dappertutto ferri di cavallo, rami di nose e sal grosso che teneva lontano tutti i spiriti cattivi. Ma se fosse azzardato andare fuori, zacchete, e il brutto mostro lo avrebbe messo sul sacco e lo avrebbe portato via. E a donna ciò che ha pensato su e dopo ha preparato anche una torta grande e ha infilato dentro un tocco di ferro a roventare. Così ha fatto, ha aperto la porta e ha detto: «Oi, Messer Babau, mio marito ha deciso di venire con te e sta facendo anche la vaisa. Intanto che ti aspetti, ti vuol assaggiare la mia torta?» E Messer Babau ha slungato subito a mano peosa e ha acciappato il dolce e con un morso, e ha dato un morso, ma c'è il tocco di ferro e gli ha rotto tutti i denti e gli ha scottato tutta la lingua. Ah, non si può proprio dire che sia una brava cosa, e ha pensato, bevendosi un secchio di acqua tutto su un sorso. Cioè in quel momento la donna si è avvicinata alla finestra e ha sigato: aspetta ancora un momento di pazienza che arriviamo. Come sarebbe a dire arriviamo? E ha chiesto il Messer Babau. Beh, ha detto, ho pensato di venire anche a me e così potrò cucinare per tutti, ha risposto la donna. E non aveva neanche finito di parlare che Messer Babau stava già correndo a serrarsi nel sottano sottoterra con un strillo così forte che gli ha fatto perfino affondare barche che navigava sul fiume. E qualcosa mi dice che non si farà più vedere mai più, ha detto la donna. E è andata proprio così. E il Messer Babau, intorno a chi a casa e a quei campi, non lo ha più visto. Ciao Putei, ciao Putei.